Come vediamo anche dal titolo, ancora molti sono i dubbi e quindi l'obiettivo di questo convegno è cercare di dare alcune risposte a questi dubbi. Nello specifico tratteremo, oltre appunto alle questioni di carattere generale e di ecobonus, della parte relativa al sisma bonus. Sisma bonus che è un procedimento, appunto un ambito che è già attivo da qualche anno, come sappiamo, e che è stato ulteriormente rafforzato a testimoniare proprio il fatto che l'intervenire e quindi il migliorare il patrimonio costruito in Italia dal punto di vista della risposta sismica è qualcosa a cui appunto dobbiamo tendere sempre più, viste le fragilità del nostro territorio. In questo convegno appunto daremo attenzione a questi aspetti con l'obiettivo appunto di chiarire alcuni passaggi che risultano ancora poco compresi dalla platea dei professionisti che operano nell'ambito dell'uso del sisma bonus e del super sisma bonus, in particolar modo in relazione a quelli che sono gli adempimenti che le varie figure professionali coinvolte nel processo appunto degli interventi di ristrutturazione edilizia piuttosto che demolizione e ricostruzione sono chiamati appunto a far fronte dalla progettazione alla direzione dei lavori al collaudo.